Ciao ragazzi, anche la seconda giornata di Transumantra sta volgendo al termine. Siamo ormai alle porte di Marostica, una delle tappe più significative di tutto questo spostamento, dopo essere partiti questa mattina alle 7 del Turcio, una località alle porte di Asiago. Riviviamo insieme i momenti salienti di questa giornata e poi ci vediamo a Campomarzio. Siamo pronti? Siamo pronti? Hai venuto il mio? Sì. Buongiorno. Pronti a ripartire? Buongiorno, prontissimo. Ma via che sono abbiamo un... Guarda, siamo pronti, le vacche calme e tranquille, le ho dormito benissimo tutta la notte, sempre ferme. Non come l'hanno passato? Non come l'hanno passato, tutto il contrario stavolta. Dai, dai! Dai! Dai, Di più! dai. Di più! Molto bene, Stefano! Stefano, qua non si scherza, facciamo colore subito perché guarda che robetta ragazzi, guarda, È famoso il Toipe. guarda che guarda. Ma che ci arrangiamo. Ah, voglio sì, voglio fare, possiamo fare voglio. Ok. Faccio l'assaggio. È partito ieri. Facciamo 5 Stefano, grande. E va bene così. Ogni anno si segue dappertutto. Tra mari e monti. Questa dunque è la giornata di oggi, penultima tappa, tra un'ora e mezza, massimo due, che sarà che si sposteranno, andranno a Longa di Schiavondo dove passeranno la notte e domani il gran finale, si torna a Bressanvido e noi là ci vedremo. Ciao ragazzi!